la nostra filiera su questo punto. Mi dà proprio, come dire, l'assist per andare dalla nostra ospite che è in collegamento, Simona Guerra, notaio, che ringrazio per essere in collegamento con noi qui a TGCOM24. Buonasera, saluto tutti. Buon pomeriggio a lei. Allora, dicevamo appunto, ci diceva Busto della Gabetti, parlavamo del transato, no? Quindi di tutto questo volume di affari che c'è intorno alla compravendita di una casa. Qui entrano, come dire, in campo, entrate voi, no? Tutta la classe dei notai, e anche evidentemente non può non avervi toccato questa crisi che c'è stata, probabilmente vi ha costretto a rivedere anche un po' il vostro operato. Assolutamente, anche perché il notariato va esattamente di pari, la crisi del notariato va esattamente di pari passo con la crisi del mercato immobiliare. E le transazioni appunto dal 2008 al 2013, come avete detto in studio, si sono dimezzate. Ovviamente il notariato non è stato a guardare questa crisi, la crisi di liquidità, i mutui sono aumentati nell'ultimo anno, ma proprio per quello che dicevate voi, perché sono aumentati anche i mutui per ristrutturare, mentre le transazioni sono appunto diminuite in maniera consistente, proprio dimezzate. E questo cosa ha significato per voi, diciamo, da un punto di vista proprio pratico? A parte ovviamente la crisi e quindi minori guadagni, minori entrate anche per voi. Minori ovviamente, ripeto, la nostra crisi va di pari passo con quella del mercato immobiliare. Il notariato ha cercato di proporre una serie di alternative per cercare comunque di smuovere il mercato immobiliare, e per fortuna nel decreto Sblocca Italia qualcosa di questo, che è stato anche partorito con l'aiuto del notariato, lo troviamo. Per esempio il Rent to Buy, che per la prima volta ha avuto un inquadramento. Il Rent to Buy, proprio letteralmente locazione finalizzata all'acquisto, consente soprattutto ai costruttori che hanno una serie di immobili invenduti di piazzarli sul mercato, e a chi non riesce ad accedere al credito di avere il godimento dell'immobile con una sorta di finanziamento, per cui una parte del prezzo rateizzato viene imputato poi a corrispettivo per una successiva compravendita. Il problema vero di questo inquadramento è che è stato previsto nel decreto Sblocca Italia, ma non c'è stato ancora un chiarimento per il trattamento fiscale. Per cui fin quando non ci sarà questo, l'effettivo utilizzo dello strumento porrà qualche problema. Ecco, quindi questo però porta ancora per voi che dovete aspettare comunque per capire come si stabilizzerà il vostro lavoro in questo senso. Sicuramente, almeno un inquadramento giuridico c'è stato, poi il decreto Sblocca Italia adesso ha previsto una serie di sgravi fiscali. Dovrà dare un'attuazione a questo. Le chiedevo, lei saprebbe quantificare per quanto riguarda, le faccio un po' la stessa domanda che naturalmente nei ruoli diversi ho fatto anche ai nostri ospiti qui in studio, saprebbe quantificare quanto il vostro lavoro ha pagato questa crisi? Ma ha pagato in termini incredibili, oltretutto il tutto negli ultimi 5 anni, insieme alla liberalizzazione delle tariffe. Io credo che i nostri introiti siano dimezzati del 50%, con costi invece aumentati, e ovviamente con crisi anche ai fini della previdenza. Io sono anche delegata alla Lombardia alla Cassa, della Cassa Nazionale, quindi con un circolo vizioso che va a toccare tutti gli aspetti del nostro lavoro, della nostra previdenza, dei nostri dipendenti. Quindi parliamo di un 20%, di un 30% o addirittura un 50% come ci diceva Albanese? Ma io credo dal 30 al 50%. Quindi è una bella, quindi nella filiera di cui noi parliamo dobbiamo assolutamente metterci anche voi. Quindi probabilmente si va ingrossando. E i nostri dipendenti, perché noi non siamo tantissimi, ma abbiamo un numero altissimo di dipendenti. Che avete dovuto contrarre in questo periodo, stando alla sua esperienza personale e a quella dei suoi colleghi? Molti sì, alcuni abbiamo stretto i denti anche insieme ai nostri dipendenti, che in genere sono molto fidelizzati, però comunque la crisi ha toccato anche noi, anche i nostri dipendenti, quindi molti hanno dovuto ridurre, molti hanno dovuto anche fare ricorso a altri strumenti per far fronte alla crisi anche con i dipendenti. Ecco, le faccio un'ultimissima domanda, Simona Guerra. L'orizzonte al quale guardate, no? Perché ha detto molti hanno stretto i denti, quindi sono riusciti magari a non licenziare o diciamo magari anche con l'aiuto, con l'accordo dei dipendenti a lavorare a condizioni diverse, ecco, mettiamola così, quindi magari a stipendi minori e cose di questo tipo. L'orizzonte al quale tocca guardare, secondo lei qual è?
Ma io credo che in qualche modo le banche in questo momento siano molto liquide e probabilmente stanno cominciando ad erogare di nuovo. È chiaro che bisogna lavorare anche su, come dicevano anche in studio, sull'aspetto psicologico, sulla fiducia di chi intende acquistare casa e accedere al mercato immobiliare. L'anno prossimo dovrebbe essere l'anno della svolta o no? Ce lo auguriamo veramente, perché sono 6 anni che stringiamo i denti tutti. Grazie, la ringrazio molto per essere stata qui con noi, grazie a Simona Guerra, ritorno